Benvenuti e benvenuti in questo video affronteremo un problema con soluzione relativa alle disequazioni logaritmiche. In questo problema ci domanda di chiattare le soluzioni di queste disequazioni logaritmiche. Il logaritmo di x più 5 mancul il logaritmo di 4 mancul x più il logaritmo di 3x mancul 1 è più grande dal logaritmo di 3x mancul 1 mancul il logaritmo di x più 4. La prima roba di fa è che di chiattare il campo di esistenza di nostra funzione, dal momento che l'argomento di un logaritmo ha di essi sempre positivo in modo strength, ovvero di V che x più 5 è più grande di 0, 4 mancul x è più grande di 0, 3x mancul 1 è più grande di 0, infine x più 4 è più grande di 0, e ovvero di metti a sistema tutti queste condizioni di esistenza. Risolviamo questo sistema, ovvero che x è di essi più grande di mancul 5, x è di essi più piccolo di 4, x è di essi più grande di 1 terzo, e x alla di essi più grande di mancul 4. Facendo intersezione, io avrei mancul 5, mancul 4, 1 terzo e 4. La prima condizione può essere rappresentata in queste maniere, la seconda in queste maniere, la terza in queste maniere e la quarta in queste maniere. Dunque, le nostre condizioni di esistenza sono tutte soddisfatte in questo intervallo e dunque possiamo dire che il dominio della nostra disequazione è dato di due numeri reali che stanno tra 1 terzo e 4, 4 e 1 terzo e ad essi escluduti. Questo è il dominio di disequazione, anche chiamato campo di esistenza. Comunque viene calcolato il campo di esistenza o possiamo osservare che due termini di questa disequazione sono compagni e dunque possono essere semplificati. Attenzione, allora è importante di notare che questa semplificazione non può essere fatta prima di calcolare il campo di esistenza. Come possiamo applicare le proprietà dai logaritmi e in particolare possiamo visarsi che il logaritmo di un quoziente può essere scritto tanto che il logaritmo dal numeratore mancul il logaritmo dal denominatore. Applicando queste proprietà alle prime parti della nostra disequazione, ovvero che la prima parte della nostra disequazione è il logaritmo di x più 5 dividuto 4 mancul x. La seconda parte ovvero invece mancul il logaritmo di x più 4. Come possiamo doprare un'altra proprietà dei logaritmi, che è che le potenze, che ci dice che il logaritmo di a e n può essere scritto tanto che n pal logaritmi di a. Applicando queste proprietà alle bande diestre della nostra disequazione, ovvero che il logaritmo di x più 5 dividuto 4 mancul x alla di essi più grande dal logaritmo di x più 4 tutto elevato a mancul 1. Questo naturalmente può essere scritto di nuovo in queste forme. Dal momento che il logaritmo in base di x è una funzione crescente, perché la sua base è più grande di 1, possiamo passare al confronto degli argomenti dai nostri logaritmi e possiamo dire che x più 5 dividuto 4 mancul x alla di essi più grandi o 1 dividuto x più 4. Questa è una disequazione frazionaria, o possiamo portare questi termini a man
ciampe e o podem ottenere x più 5 dividut 4 mancul x mancul 1 dividut x più 4 alla 10 più grandi 0 e a questo punto podem fare un denominatore comune e ottenere queste frazioni. Come possiamo sviluppare il numeratore? Ovvero x alle seconde più 4x più 5x più 20 mancul 4 più x. E come sempre sul numeratore possiamo sommare i termini sommabili. Dunque avremo x quadri più 10x più 16 e al denominatore avremo 4 mancul x che moltiplica x più 4 e tutto questo alla 10 più grandi 0 in modo stretto. Ma possiamo notare che queste due quantità sono sempre positivi in modo stretto perché queste è un'osservazione che viene fatta dal calcolo dal dominio delle nostre equazioni, o viene domandato che queste due quantità fossero sempre positivi, perché erano dai argomenti, dai logaritmi. Dunque, al basta imponi che x quadri più 10x più 16 a 16 più grandi 0 in modo stretto. Andiamo a risolvere queste equazioni di secondo grado, lo facciamo chiamando le soluzioni delle equazioni di secondo grado associate, che è queste, possiamo risolvere doppando la formula ridotta, e dunque avremo mancul 5 più mancul questa fa 9 e la ridres di 9 è 3. Dunque più mancul 3 e allora avremo mancul vot e mancul 2. Queste quantità poi essere rappresentate di una parabola con la concavità verso e l'altro. Questa è l'as des x, questa è mancul 2, questa è mancul vot, o volim i valori positivi di queste quantità che si chiamano per questi valori di x, e dunque x alla 10 più grande mancul 2 oppure più piccolo di mancul vot in maniera stretta. Come possiamo fare l'intersezione con le condizioni di esistenza che abbiamo già calcolato. La situazione è poi essere rappresentata con questo schema, che io vengo le condizioni di esistenza, che io vengo le condizioni che ho chiamato risolvendo la nostra disequazione, intersecando ovviamente che le soluzioni di disequazione vanno a essere compagni al chiamo di esistenza. Dunque le soluzioni delle disequazioni logaritmiche di partenza saranno queste che vedete, che vengono a essere tutti i numeri reali che sono più grandi di un terzo e più piccoli di 4 in modo stretto. Bene, per questo esercizio alle tutto, grazie per questa attenzione e mandi.